Duplice delitto di Cisoni, coniugi Nicolasi massacrati con un coltello e una spranga, nuovo sopralluogo degli inquirenti nell'abitazione del massacro, ascoltati familiari e conoscenti in paese, cresce la paura. Orrore a Cisone, edizione straordinaria dei telegiornali di Antenna 3 stasera a partire dalle 21:15, le immagini, le testimonianze del duplice omicidio e poi ospiti e collegamenti. Commerciavano opere d'arte in nero, incastrata dalla finanza una coppia di asiaghesi, le fiamme gialle sequestrano 65 quadri di artisti internazionali. Sgominato dai carabinieri di Vicenza un sodalizio italo-albanese dedito allo spaccio di cocaina tra le persone arrestate, tra cui una neomamma. L'abbassamento repentino delle temperature spaventa le aziende agricole, il gelo potrebbe causare parecchi danni alle produzioni primaverili, abbiamo sentito la Coldiretti. Elezioni politiche del 4 marzo, ancora poche ore di campagna elettorale prima del silenzio per i partiti, ultimi comizi per ribadire i punti dei loro programmi e domenica si vota. Prendere un bus o un vaporetto sarà un'impresa nei prossimi 3 giorni quando circa 300 dipendenti di ACTV non saranno in servizio perché impegnati come scrutatori. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, lo avete dunque sentito dai titoli, massacrati con una violenza assurda, la donna Anna Maria Niola, 69 anni, è morta sotto i colpi di un coltello, il marito Loris Nicolasi colpito più volte con una spranga, un duplice delitto anomalo, però dicono gli investigatori si allontana l'ipotesi della rapina finita male anche se nulla ovviamente viene ancora escluso, gli investigatori molte cose non quadrano, sentiamo. Un massacro che ha straziato la tranquillità di un borgo di poche anime. A terra il telo verde che ha pietosamente coperto il corpo di Anna Maria Niola. Tutto intorno alla casetta il nastro che delimita l'area dell'indagine, sulla porta il foglio del sequestro. Il marito è stato trovato dietro a torso nudo, come avesse voluto accorrere per aiutare la moglie. Ci troviamo in via Marzole a Cison di Valmarino, dove ieri si è compiuto il massacro, un paese che adesso è sotto shock, che si è risvegliato con il terrore per questo duplice omicidio. I 2 anziani, 69 e 72 anni, sono stati uccisi, lo vedete nella casa che abbiamo alle nostre spalle, come vedete ci sono ancora gli uomini della scientifica, ci sono i carabinieri, si sta cercando di capire che cosa sia accaduto. Questa mattina è arrivata la figlia per dare da mangiare agli animali, poi ha lasciato quella casa dove viveva assieme alla madre e al padre. Una giornata durante la quale sono entrati ed usciti i carabinieri e gli investigatori alla ricerca di qualsiasi traccia, di una prova che possa far risalire agli assassini o all'assassino. Poche impronte sul terreno e dentro l'abitazione. La casa è stata messa a soqquadro ma non hanno lasciato indizi. Un quadro che non convince gli investigatori e sembra allontanarsi l'ipotesi di una rapina finita male, anche se nulla per ora viene scartato. La certezza è che l'ultima persona a vedere vivi i coniugi è stata la figlia, poi alle 10:10 la fornaia che è arrivata nella casa per portare il pane, ma nessuno ha risposto. Loro sono già morti, non ho dormito tutta la notte, ci dice fra le lacrime la donna. Sono sconvolta perché li conoscevo e sono persone per bene. Nei miei confronti si sono sempre comportate bene. La disperazione e la paura di un paese che non riesce a capire come possa essere accaduta una cosa tanto efferrata. Sono sconvolti. Non sono cose che dovrebbero succedere, non sono cose belle. Cosa pensa lei? Che siano cose che devono succedere? Sperano solo li prendano. Vabbè, sicuramente speriamo, mi auguro. Fra le ipotesi rimane aperta quella che i coniugi potessero conoscere l'assassino o gli assassini. La prima ad essere uccisa molto probabilmente è stata la donna, addosso aveva il giaccone, forse era uscita per dei lavori, poi l'uomo accorso dalla moglie a dorso nudo e ucciso a colpi di spranga. Il movente, tutto da chiarire, un giallo davvero difficile da risolvere, rimane il massacro di 2 persone conosciute e stimate ed un paese che oggi si interroga, domani già potrebbe essere svolta l'autopsia. E in queste ore ovviamente vengono ascoltati i familiari e i conoscenti, intanto in paese i cittadini hanno paura, il sindaco di Cison di Valmarino Cristina Pin spero che le forze dell'ordine trovino al più presto gli assassini o l'assassino. Questa mattina un residente ha voluto appoggiare davanti alla casa un vaso con dei tulipani. Spero che in fretta i carabinieri, compatibilmente col tempo che servirà, le forze dell'ordine porteranno in prigione chi ha fatto questo grave delitto.
In paese c'è paura, la gente oggi si è svegliata con una tragedia davvero difficile anche solo da comprendere. Siamo tutti impensieriti e anche impauriti perché non è una cosa bella quel che è successo, e fino a quando i delinquenti non saranno comunque assicurati alla giustizia, la paura ovvio che ci sia. La casa è nel Borgo Rolle, poche abitazioni vicine, molte sono chiuse, isolata, ma ci dicono i residenti una zona tranquilla fino a ieri. Ora la gente passa, guarda la casa e scuote la testa. Impossibile, ci dicono, non riusciamo a crederci. Un uomo si accosta con la macchina e lascia un vaso con dei tulipani. Lo sgomento e lo shock di chi li conosceva. Io 40 anni che conosco la Galepi. Com'erano come persone? Bravo, gente, bravi, sono sta male. Paura tanta ora. Non ho mai dormito. Gli occhi lucidi di chi non ha dormito e che si chiede perché sia accaduta una cosa tanto efferrata. La figlia ora è da alcuni parenti, mentre pesano come un macigno le parole del figlio che da anni vive in Germania. Lui era un violento, ha detto. Ho pensato fosse stato papà. Forse tornerà in Italia fra un paio di giorni. Rimane l'orrore di questo duplice omicidio nelle bellissime colline silenziose che oggi sono teatro di un massacro. E ora vi ricordiamo alle 21:15 edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata proprio al duplice omicidio di Cison, con immagini, testimonianze e ospiti in studio. Commerciavano opere d'arte in nero, incastrata dalla finanza una coppia di asiaghesi. Sentiamo. Operazione Il collezionista, sequestrati quadri per un valore che sfiora i 2 milioni di euro, 65 tele di autori del calibro di Arnaldo Pomodoro, Anish Kapoor, Ugo Rondinone, Emilio Vedova, Yang Fudong, nomi di spicco nel panorama artistico contemporaneo e internazionale. Nei guai una coppia di coniugi di Asiago totalmente sconosciuti al fisco. L'attività di commercio di opere d'arte era svolta completamente in nero. L'uomo, in realtà noto imprenditore geometra dell'altopiano, aveva gestito una ditta individuale poi fallita. Faceva transitare il denaro su conti correnti di altre persone al fine di nascondere i profitti della propria attività e giustificava la posizione definendosi collezionista privato. Ma di privato c'era ben poco, altro che hobby. A incastrare marito e moglie la conduzione di vita della coppia, molto al di sopra di quanto denunciato nella loro dichiarazione dei redditi. Un tenore che ha insospettito le fiamme gialle, che hanno scoperto non solo che i due asiaghesi avevano avviato una proficua attività di commercio di opere d'arte, tutto rigorosamente mai denunciato al fisco, ma avevano anche scoperto che in un magazzino a Verona erano custoditi sia quadri che oggetti artistici, il cui valore, stando alla quotazione del catalogo in possesso ai due presunti evasori, s'aggira sui 14 milioni di euro. Continuiamo con la cronaca sgominata dai carabinieri di Vicenza, un sodalizio italo-albanese dedito allo spaccio di cocaina. 3 le persone arrestate, tra cui una neomamma. Di professione barista con un bar di proprietà in Corso Padova e da poco mamma di un bambino di 2 mesi, ma come seconda vita e professione quella di spacciatrice. Luisa Santini, 33 anni, di Vicenza, è l'italiana del terzetto che aveva messo in piedi un giro di spaccio del valore di almeno 200.000 euro. Gli altri 2 sono 2 albanesi, un 24enne diventato il compagno della donna e il cugino di questi di 35 anni. Cocaina con un buon principio attivo che veniva venduta a vari prezzi a seconda dei clienti e c'era chi arrivava a comprarne 5-6 grammi al giorno per 300-400 euro, fino ad arrivare a vendere la propria auto per ripagare il debito di droga e poterne comprare ancora. Auto che veniva intestata al cugino che si spacciava per trafficante d'auto. C'è chi in 4 mesi si è fatto fuori 30.000 euro in cocaina. Un giro di clienti consolidato con lo spaccio che veniva per ordinazione via WhatsApp e portata a domicilio a turno dai 3, mentre il bar probabilmente era diventato il luogo dove avveniva il passaparola. Sono circa 30-40 persone e varia l'età dai 20 anni fino ai 50-60 anni e anche le attività lavorative sono diverse, dall'operaio al figlio di persone comunque benestanti, quindi troviamo un po' tutte le classi e categorie. Il blitz mercoledì scorso nell'abitazione della coppia in zona Stanga a Vicenza, dove i militari hanno sequestrato 5.000 euro in contanti, mentre nel corso dell'operazione partita a luglio dell'anno scorso hanno sequestrato 1 chilogrammo di cocaina. L'indagine è partita a seguito di un controllo su un acquirente e da lì poi sono partite le attività tecniche per ricostruire il sodalizio, con il controllo di altri assuntori fino ad arrivare ad oggi. La donna è ora agli arresti domiciliari, il compagno albanese è finito in cella, per il cugino è stato disposto l'obbligo di firma.
Aveva da poco scoperto di essere incinta. Barbara Penzo, la trentenne assistente sociale di Chioggia, morta ieri nel tragico schianto con un camion lungo la Romea. Decine sui social messaggi di cordoglio di amici e parenti. Barbara è descritta come una ragazza solare, ultimamente al settimo cielo per la notizia della nuova vita in arrivo, ma il destino ha deciso diversamente. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, che hanno chiesto ai gestori della popolare pagina Facebook e tutta la Romea minuto per minuto di diffondere un appello. Si cercano testimoni oculari dell'incidente per aiutare gli investigatori a chiarire alcuni aspetti al momento ancora nebulosi. Siamo al tempo, passata l'emergenza neve, ora si fa i conti con la pioggia. Intanto le temperature in rialzo che dovrebbero scongiurare il rischio del ghiaccio. Sentiamo. Il grande gelo è terminato, il Burian non soffia più sull'Italia e anzi adesso arrivano venti più miti dall'Atlantico che porteranno anche una maggiore umidità e quindi anche le piogge. Dunque, dopo la neve delle ultime ore, il Veneto dovrà fare i conti con la pioggia che nella Marca ha già iniziato a scendere da questa mattina. Perturbazione che caratterizzerà anche la giornata di sabato, bagnando Trevigiano, Padovano e Vicentino. Le temperature più che altro inizieranno a salire gradualmente su tutta la regione con valori massimi fino a 9-10 gradi e valori notturni che non scenderanno più sotto lo zero. Innalzamento delle temperature che farà alzare anche la quota delle nevicate. La neve appunto salirà di quota, i venti più miti atlantici faranno salire il limite delle nevicate sopra i 1000-1200 metri. Domenica invece foschie dense e nebbie su tutta la regione, ma nel pomeriggio dovrebbe tornare a splendere il sole. Ma non illudiamoci, si tratta solo di una breve tregua perché da lunedì torneranno le piogge. L'abbassamento repentino delle temperature spaventa le aziende agricole, il gelo potrebbe causare parecchi danni alle produzioni primaverili, abbiamo sentito la Coldiretti. Ed alla fine la neve è giunta anche da noi, in pianura. Immagini suggestive a parte, cresce la preoccupazione delle categorie economiche. La Coldiretti fa un primo bilancio dopo l'arrivo di Burian. È arrivato e per fortuna è arrivato in forma più leggera di quello che si annunciava per quel che riguarda il Vicentino. Una perturbazione attesa però dalla categoria dopo la lunga siccità. C'è forte necessità di neve in montagna e di acqua qui da noi per riempire le falde per poi avere un'estate molto più tranquilla. La preoccupazione è rivolta verso l'abbassamento repentino e il perdurare delle basse temperature. Dopo Burian, a spaventare gli agricoltori, l'arrivo di Big Snow, una nuova ondata di gelo. Se protrae però ancora a lungo ci potrebbero essere dei problemi sulla zona della pedemontana dove abbiamo i ciliegi e gli asparagi. Nottate di ghiaccio possono dare problemi del broccolo di Bassano. La situazione, che resta attentamente monitorata, fa parte però del naturale alternarsi delle stagioni, che ha anche effetti positivi in agricoltura. Ci auguriamo che rimangano queste temperature per un po' di giorni in modo da poter eliminare i parassiti dei terreni in modo naturale anziché utilizzare la chimica. Mi auguro inoltre che non arrivi magari, come si dice, un'altra ondata di freddo o di ghiaccio, perché altrimenti andrebbe a mettere in difficoltà l'agricoltura per le attività orticole, soprattutto primaverili, in particolar modo per l'asparago che ha necessità di caldo. Il maltempo ha causato disagi anche per gli autotrasportatori. Sentiamo. Fino adesso c'erano i parcheggi pieni, qualcuno si fermava fuori, cioè quando sapevi che ti dovevi fermare magari trovavi uno spazio prima di restare imbottigliato, però certamente un 30% dei mezzi che si muovono dal Veneto vanno verso l'Emilia e lì restano imbottigliati. Tir partiti dal Veneto e dalla Marca Trevigiana verso il sud Italia, rimasti bloccati lungo le direttrici in attesa di notizie dalle prefetture che in diverse province italiane hanno disposto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti in via precauzionale per le condizioni meteo. Noi arriviamo in un certo posto, dopodiché c'è un prefetto che magari ha messo a torto o a ragione, spesso molto in anticipo, l'emergenza e pertanto ti devi fermare o devi fare un giro molto strano per fare qualche magari centinaio di chilometri anziché farne 20-30.
Un danno economico pesante, sottolinea Vendrame, che poi evidenzia come invece nella Marca Trevigiana gli autotrasportatori che si sono spostati in provincia non abbiano avuto problemi. In provincia di Treviso, onore al prefetto, hanno fatto una grossa prevenzione. Noi martedì mattina con la nevicata che c'era siamo usciti e le strade erano pulite. Altri attendono l'emergenza e poi agiscono. Forse bisognerebbe agire un po' tutti prima e un po' tutti insieme. A Padova si scatena la polemica sul sindaco Giordani, dove sono finiti, dicono, i soldi per il sociale. 75enne padovana si sente male al supermercato, sviene, una vita di stenti, senza cibo e riscaldamento si fanno sentire. Subito soccorsa, viene portata in ospedale. Questo episodio evidenzia un'assenza pressoché totale del comune sul tema del sociale. A dirlo anche l'ex assessore, e non dimentichiamolo, ex alleata di Giordani, Alessandra Brunetti. L'assessore Nalin, insomma, si sentono i rumori delle unghie sugli specchi, perché ci parla chiaramente di assistenza domiciliare, assistenza ambientale, pasti a domicilio, interventi economici finalizzati, ma sono strumenti ormai datati, non sono più idonei a fronteggiare questa nuova tipologia di povertà, di situazioni, una povertà spesso nascosta. Gli anziani, le famiglie numerose, oppure le mamme sole e i padri separati. Questi sono i nuovi poveri. Un ceto medio sprofondato sotto la soglia della povertà. L'amministrazione Giordani sembra non essersene accorta. Manca in tutta questa vicenda, e non solo in questa vicenda, ma io parlo del sociale avendo ricoperto il ruolo di assessore al sociale, è purtroppo il sindaco Giordani. È il direttore d'orchestra, è il capo, diciamo, che deve imprimere la rotta al governo della città. Giordani dopo 9 mesi sta navigando a vista. Non è più tempo delle chiacchiere dunque, perché di padovani nelle stesse condizioni dell'anziana colta da malore al supermercato ce ne sono tanti, troppi. E quindi perché non mettere le risorse adeguate nel sociale, magari tagliando quelli che molti cittadini considerano degli sprechi? Per la Brunetti, Giordani deve togliere e tagliare i costi dello staff e del portavoce. In un comune che ha 1800 dipendenti, un sindaco avrebbe dovuto dare un segnale di sobrietà. Avere staff contro staff strapagati di questi tempi, alla luce poi di questi episodi qua, è veramente di una gravità inaudita, ed è una mancanza di rispetto verso i cittadini che tutti i giorni soffrono fame, freddo, tengono il riscaldamento basso. E ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Bene, siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Siamo alle elezioni politiche, ultimi scampoli di campagna elettorale, poi da mezzanotte scatterà il silenzio in vista delle consultazioni di domenica. Liberi e Uguali guarda già oltre. Ultime ore di campagna elettorale, non si contano anche nella Marca appuntamenti conclusivi ed eventi con cui i partiti chiudono la cavalcata verso le urne. Cavalcata piuttosto breve in realtà, come è stata questa campagna. Da Liberi e Uguali non nascondono che un altro paio di settimane sarebbe servito per far passare maggiormente il messaggio del gruppo e del suo leader Pietro Grasso, ma il giudizio sul percorso compiuto è comunque positivo. Ho visto crescere l'attenzione nei nostri confronti e ho visto soprattutto anche dal mondo imprenditoriale fare delle proposte interessanti a noi. All'interno di Liberi e Uguali qua a Treviso si è creato un nucleo di ambientalisti importanti, ma non abbiamo tralasciato il discorso del lavoro. Siamo andati a parlare di questo e se dell'ambiente abbiamo parlato come possibile base in cui sviluppare il mercato del lavoro. I temi sviscerati giorno dopo giorno sono stati tanti, un cammino che non si concluderà con le politiche di domenica, dicono. Credo che questa sia stato per una organizzazione a livello provinciale di gruppi di Liberi e Uguali che abbiano come obiettivo ad esempio le regionali fra 2 anni. E in regione abbiamo bisogno di un'opposizione seria che guardi le carte. Liberi e Uguali vuole proporsi come guida di questi movimenti. Da Liberi e Uguali a Forza Italia, con l'annuncio di queste ore di Silvio Berlusconi del nome del candidato premier. Sentiamo.
Campagna elettorale che si chiude con le ultime proposte con cui i partiti puntano ad attirare la fiducia dell'elettorato. Per chi ha già pronta la lista dei ministri, c'è chi come Forza Italia ha tenuto in serbo fino ad ora il nome del candidato premier, un'investitura che dovrà fare i conti con il risultato che la coalizione di centrodestra raggiungerà domenica, ma anche con la proporzione di forze tra i partiti che la compongono. L'ultima è la proposta, se gli italiani ci daranno fiducia, di avere Antonio Tajani, Presidente del Parlamento europeo, come Presidente del Consiglio. L'Europa deve diventare un'opportunità, non può essere un laccio burocratico, una grande opportunità come sanno fare altri paesi. Ecco, la proposta di una persona come Antonio Tajani va in questo senso. Marin Padovano, già coordinatore regionale del partito, è fermamente convinto della bontà della proposta sottoposta in queste settimane agli elettori. Abbassamento della pressione fiscale per tutti a partire dalle fasce deboli, quindi la no tax area che viene alzata da 8.500 euro a 12.000 euro, con l'Istat che ci dice che purtroppo un terzo delle famiglie italiane vive con quelle cifre, quel livello di povertà, quindi hanno poco da dire i 5 Stelle e il PD, no, una tassa per i ricchi, no, che pensino a quello che hanno combinato in questi anni portando l'Italia sull'orlo del baratro. Un programma che coinvolge la sicurezza e l'immigrazione, anche qui molto molto chiaro, che coinvolge il lavoro. In primis quello per i più giovani, conclude, toccherà agli elettori ora indicare la proposta risultata più convincente. Domenica insomma si vota, molti hanno dubbi su come votare, vi spieghiamo materialmente come votare senza fare errori. Domenica 4 marzo si voterà dalle ore 7 alle ore 23 per eleggere la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Per la Camera potranno votare i cittadini italiani che hanno compiuto i 18 anni, per il Senato quanti ne avranno compiuti 25. Ciascun elettore avrà una scheda elettorale rosa per la Camera e gialla per il Senato. Ciascuna scheda nel rettangolo ha il nome e cognome del candidato del collegio uninominale. Nella parte sottostante al rettangolo è presente il simbolo della lista o delle liste collegate al candidato uninominale, con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'elettore potrà votare apponendo un segno sul simbolo della lista prescelta e il voto si estenderà anche al candidato uninominale collegato. Oppure potrà apporre una X sul nome del candidato uninominale e il voto si estenderà alla lista o alle liste collegate in misura proporzionale ai voti ottenuti nel collegio da ogni singola lista. Il voto è valido anche se si appone il segno sia sul candidato uninominale che sulla lista o su una delle liste collegate. Non è possibile il voto disgiunto, ovvero votare un candidato uninominale e una lista collegata a un altro candidato uninominale. Per votare è necessario recarsi al seggio con documento d'identità e tessera elettorale. Dove non è riuscito il maltempo dei giorni scorsi, riuscirà forse l'appuntamento elettorale. Il trasporto pubblico veneziano rischia il collasso nel fine settimana nonostante le schiarite del meteo. Sentite perché. Prendere un autobus o un vaporetto sarà più difficile che imbroccare un terno all'otto nei prossimi 3 giorni, quando circa 300 dipendenti di ACTV non saranno in servizio perché impegnati come scrutatori ai seggi elettorali. Un malcostume è consentito dalla legge che si verifica puntualmente ogni anno, ma stavolta le dimensioni del fenomeno sono tali da pregiudicare il funzionamento dell'intero servizio pubblico. L'azienda ha messo in guardia in una nota da ritardi e possibili cancellazioni senza ulteriori preavvisi, sia per la navigazione che per la rete stradale. Drasticamente ridotti gli orari di linee fondamentali come la 2 tra Piazzale Roma e Rialto, che osserverà l'orario festivo, ma non si escludono ulteriori corse saltate. Il tutto per consentire a un piccolo esercito di dipendenti pubblici di arrotondare il loro stipendio di qualche centinaio di euro per poche ore di servizio ai seggi. Questa non è una cosa normale, anzi io glielo darei una bella colpa ai signori sindacalisti, perché non è possibile. È veramente vergognoso perché nella situazione attuale dovrebbero dare questi posti ai giovani, quelli che non hanno lavoro, e bisogna dirlo anche chiaro e tondo che ovviamente dietro ci sono degli interessi politici, voti elettorali, insomma. Purtroppo questo è uno specchio dell'Italia. È permesso, quindi non è un reato e quindi come tanti altri problemi. Se l'impostazione è quella, non c'è niente da fare. Cosa ne penso? Penso che sia un disagio per tutti. Non mi sembra una cosa giusta, assolutamente. Con tanti giovani disoccupati dovrebbe essere riservato agli studenti universitari. I disoccupati non devono lavorare, quelli che hanno lo stipendio devono lavorare. E interrompere un servizio pubblico. È di Eva.
Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sarà una giornata all'insegna di un tempo molto instabile sulle nostre regioni. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 3 marzo. Sul Veneto tempo molto instabile, con piogge diffuse un po' su tutti i settori regionali, ma migliorerà entro la nottata con fenomeni in cessazione ovunque. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra -3 e 0 gradi, valori massimi tra 3 e 6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Nuvoloso ma asciutto al mattino, poi precipitazioni diffuse, ma anche in questo caso migliorerà col passare delle ore. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra 2 e 4 gradi, massime tra 5 e 8 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Soleggiato al mattino, poi più nubi con locali piogge e nevicate anche a quote basse. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime invece comprese tra 8 e 12 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0.